Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Arriva lui, bello bello, ci pensa lui, stai tranquillo, da dove viene lui, bello bello, fa tutto lui, manco a dirlo. Ripete sempre che non aveva niente, si è preso tutto da solo, imparando le lezioni di chitarra. È un caso più unico che raro. Arriva Bianchini, bello bello, ci pensa Bianchini, stai tranquillo. Da dove viene lui, bello bello, fa tutto Bianchini, manco a dirlo. Ed io che sono scemo, non ce l'ho neanche con lui. Sì, sono così buono che lo perdono. Tanto chi lo vede più, fino ad agosto chi lo vede più, ma chi lo vede più, bello bello. Arriva Bianchini, bello bello, ci pensa Bianchini, stai tranquillo. Da Torino arriva lui, bello bello, la chitarra la suona Bianchini, manco a dirlo. Ripete sempre che non aveva niente, è un caso più unico che raro. Tanto chi lo vede più, in agosto chi lo vede più, ma chi lo vede più, bello bello. Intanto non ti vedo più, su Rete 7 non ti vedo più, per agosto non ti vedo più, ma a settembre sarai bello bello. 3, 4. Mamma mia che dedicona. Ciao ragazzi, ma sì, Buonasera. questa sera abbiamo voluto iniziare così, con un brano che tutta Italia canta, tutta Italia ha fischiettato almeno una volta, un brano nato da Italians Got Talent, bello bello, l'abbiamo modificata un po' dedicando la canzone al nostro Luciano Bianchini. Buonasera e benvenuto! Ciao Enrico, ciao a tutti, ciao. Buonasera e benvenuta elegantissima Alessia Chelucci, Buonasera ciao! Enrico, buonasera a tutti. E voi amici a casa siete pronti per quest'ultima puntata prima del gran ritorno, quindi sì. noi andiamo in vacanza, però poi torniamo, il 29 di agosto siamo già qui, pronti a cantare per voi. Quindi approfittatene, è l'ultima sera insieme. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. E se penso però, mio caro Bianchini, che ho tolto un brano di Lucio Battisti, che volevamo iniziare così, per cantare bello bello me più a sciaf da sul.
Mi prendo a schiaffi da solo. Ma dai, è simpatico, bello. Sì, ti comunque. piace? Sì. A casa l'avranno cantato tutti, sicuramente. Con tanto di balletto. Il balletto era bellissimo, ma non c'è lo spazio. Dovevamo togliere qualcosa o qualcuno e non ci va. Quindi 348 80 40 254 è il numero per le vostre dediche, per i vostri auguri, per i vostri saluti. E proprio in settimana è arrivata codesta richiesta. Quando c'è Luciano Bianchini, per favore, vorrei sentire Tarzan Boy, che è quel brano che fa più o meno, sì, più o meno. più o meno. E allora eccola qui, dedicatissima. Jungle life, I'm far away from nowhere. On my own, like Tarzan boy. Hide and seek, I play alone while rushing across the forest, monkey business on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Nothing big to carry on. Burning bright, I find the floor, the centers in the sky is where the wandering does a mess and get to you. Tutti a casa! Jungle life, you're far away from nothing. It's alright, you won't be so. Take a chance, let everything behind you come and join me, won't be sorry. It's easy to survive. Jungle life, we're living in the open. All alone, like Tarzan boy. I and see, we play along, we're rushing through the forest, monkey business on a sunny afternoon. Night to night, give me the other chance tonight. Give me the other night tonight. Give me the other.
bello questo brano, mi piace questo. Aspetta che sono rimaste 2 parole Cosa in bocca, c'è? non riuscivano a uscire. Non importa, è il bello di cantare così, live. Quello, infatti. E l'altro giorno ho incontrato una signora e mi guarda, senti un po', ma come mai continui a dire che cantate light? No, non è light. Live vuol dire dal vivo. Comunque sì, a proposito, devo fare dei saluti dopo perché sono andato al mercato questa mattina a Torre Pellice, ho incontrato tante persone che guardano la trasmissione, ho fatto anche qualche foto, manderemo in onda, quindi saluto tutte le persone che mi hanno incontrato. Eccola, grandissima. Ciao, poi ne parleremo dopo. Ciao, grazie ancora. Andiamo avanti con un brano di Gerardina Trovato. Io non riesco a capire perché ero così comodo, ero così comodo con questo microfono che non riesco, scusa perché l'inizio era sempre con Battisti ed era molto più. Lascio lì, non va via, ok? Gerardina Trovato, piccoli ma grandi, giusto? Già grandi. Già grandi, piccoli già grandi. Prima del tempo. Ah, va bene, ho sbagliato il titolo, pazienza. Eccola qui. Alessia Chelucci alla voce. Siamo pronti a farci male per difendere un'idea. Forse abbiamo un po' paura, ma non molliamo mai. Siamo dei santi, siamo noi, siamo piccoli già grandi, siamo dei santi, siamo noi, siamo piccoli già stanchi, siamo sempre più sinceri, se diciamo una bugia, noi che ci portiamo i sogni, i vestiti e le pazzie, siamo dei santi, siamo noi, siamo piccoli già grandi, siamo dei santi, siamo noi, siamo piccoli già stanchi, siamo quello che ci dice la TV, siamo quelli che non ci parliamo più, siamo il futuro, siamo i vostri sbagli, ma quanto freddo al cuore la notte dentro ai bar, e quante sigarette in più, entriamo con la luna e usciamo che c'è già il sole sopra la città, siamo dei santi, siamo noi, siamo piccoli già grandi, siamo dei santi, siamo noi, siamo piccoli già stanchi, cartelloni per la strada che ti dicono chi sei, profilattici a colori, anche al gusto di caffè, siamo dei santi, siamo noi, siamo piccoli già grandi, siamo dei santi, siamo noi, siamo piccoli già stanchi, siamo quello che ci dice la TV, siamo quelli che non ci parliamo più, siamo noi futuro, siamo i vostri sbagli, ma quanto freddo al cuore la notte dentro ai bar, e quante sigarette in più, entriamo con la luna e usciamo che c'è già il sole sopra la città, siamo dei santi, siamo noi, siamo piccoli già stanchi, siamo dei santi, siamo noi, siamo piccoli già stanchi,
La chitarra di Luciano Bianchini. Senti la chitarra rossa dei Bianchini come va? Come viaggia da sola? Da sola più o meno, Ma cos'è? Ma bravo Bianchini, brava Alessia. Grazie mille. A proposito di richieste, ieri è arrivato un messaggio che non ho potuto non pensarci, soprattutto stanotte. È arrivato, ma perché non fate dei brani un po' stupidini? Abbiamo iniziato perfetto. con bello, pensa a te. Ed è stato richiesto un brano di Pippo Franco. Che fico. Adesso io ci provo, vediamo cosa succede, però quando ti faccio un segno devi ripetere il che fico. Quindi anche voi a casa, io dico che fico, poi faccio un segno, lui deve farmi il corretto e deve solo dire che fico. Quindi quando vedete la mia mano che fa così, anche voi a casa, che fico. Facciamo una prova. Proviamo. Che fico. Che fico. Non era difficile. A casa l'avete fatto? Ok, ci Certo. proviamo? Vai. Pippo Franco, che fico! Pronto Bianchini? Prontissimo. Fico, Che fico. suonare di avere un motoscafo che corre sul mare e in tasca i pantaloni, un po' di milioni da spendere in gelati, patatine, popcorn e noccioline, qualche fico. Che fico. Avere il poster nella stanza, che fico. Comprare un mucchio di adesivi, che fico. Uscire con quella spilla punk sul giubbotto che tu puoi portare solo se sei fico. Che fico. Andare nel parco a pattinare con tutta la banda, guidare la discesa, girare, sfiorare quelle ragazzine che vedendoti volare poi sospirano così. Ma guarda che magliette, che jeans, mi piace un frego quello lì. È un tipo fico, ma proprio fico. Fico, Che fico. entrare in una discoteca, ballare, saltare, ballare da morire, poi bere, impazzire, giocarsi una fortuna in aranciate, poi del resto non mi importa, proprio un fico. Che fico. Andare insieme a tanta gente su un prato all'aperto per vivere un concerto, sentire, gridare, poi battere il ritmo con un gesto della mano che ti fa sentire fico. Che fico. Che vita, partire una mattina per fare una gita, scherzare sul pulmino, un viaggio da sballo con quelle ragazzine ad ogni tua battuta che poi sospirano così. Ma guarda che chitarra e che jeans, ma frego quello lì. È un tipo fico, ma proprio fico. Avere il poster nella stanza, che fico. Comprare un mucchio di adesivi, che fico. Uscire con quella spilla banca sul giubbotto che tu puoi portare solo se sei fico. Che fico. Andare insieme a tanta gente su un prato all'aperto, poi vivere un concerto, sentire, gridare, poi battere il ritmo con un gesto della mano che ti fa sentire fico. Che fico. Sognare di avere un motoscafo che corre sul mare e in tasca i pantaloni, un po' di milioni da spendere in gelati, patatine, popcorn e noccioline, qualche fico. Cioè Bianchini stasera, No, se davvero. quando vai a casa non ti fermare all'autogrill, perché se c'è qualche fans
che è nello stesso autogrill tu non esci vivo. Cioè, ci stiamo che sia- facendo. È bello, è ok. E che fico, è ok. E cos'è stasera? Ma io spero di incontrare qualche fans. Manca bello impossibile. E poi abbiamo fatto. Sai cosa ti dico? Io vado a bere un po' d'acqua perché questa Sì. canzone era velocissima. Poi non sapevo bene le cose a memoria. Tu lancia la pubblicità, io torno, ma torno dopo. Ma tu... la lancio bello. No, lanciala. Vabbè, certo. Fatti una schitarrata, poi lancia Ma la mi pubblicità. faccio una Io bella- torno, blasone. Lancialo da fico proprio. Pubblicità! Non vi muovete da là. Esatto. E adesso un brano di Antonello Venditti interpretato dal nostro maestro ormai Bello e fico. dalla pelle al cuore. Sex symbol, non mi veniva. Sex symbol, bianchino. Il sesso fa partire, l'amore fa tornare da te, e dalla pelle al cuore, che adesso sto davanti a te. So che mi perdonerai, mi devi perdonare. So che tu ce la farai. E dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti male. E dalla pelle al cuore, e tu lo capirai. Solo da uno sguardo tu lo scoprirai. Ce l'ha, da. Ce l'ha, L'originale dice Dudu. ce l'ha, da. Non cerco comprensione e lacrime che tu non hai. È stata un'emozione che mi ha rubato l'anima. Dolcissimo mio amore, e non mi ha fatto vivere. Si apre il tuo portone e adesso sei davanti a me, e dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti male. E dalla pelle al cuore, e tu lo capirai. Solo da uno sguardo tu lo scoprirai. Mi perdonerai, mi perdonerai, mi devi perdonare, sai. Mi perdonerai. E dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti male. E dalla pelle al cuore, e tu lo capirai. Solo da uno sguardo tu lo scoprirai. Mi perdonerai. E dalla pelle al cuore è il titolo della canzone. Invece sai cosa ti dico? Che dal cellulare al cuore arrivano tutti i loro messaggi, dal loro cellulare dritti al nostro cuore, scritti al 48 348 80 40 254. Vai Fabrizio in regia.
Eccoci qua, la foto di prima. Grazie Eliana, salutiamo Eliana di Torre Pellice. Ciao carissima, Ciao. ci segue tutte le sere, tutte le Grazie. sere. Devo anche fare un saluto ad Eri, te che mi ha detto guarda saluta anche il mio amico Eri, quindi eccoli lì, tutte e due, salutati, compito eseguito, buone meritate vacanze anche dal nostro nuovo amichetto, un piccolo Bambi, arrivederci da Luisa e Fulvio di Torre. Ma che bello quel Bambi lì, ma che bello, bellissimo, 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 andiamo avanti, tirati, spediti tutti i messaggi. Ciao devo Enrico, leggere. stasera non riesco a vedervi No! in diretta, vi guarderò in streaming. Sì! Volevo augurarvi buone vacanze a tutti voi. Un saluto al grande maestro Bianchini e alla dolce Alessia Cocca che Lucci. Buone ferie Max 76. Grazie Max. Ciao Max, merci, grazie. Andiamo avanti. Ciao a tutti, grazie per tutto. Ci vediamo poi a settembre. Un abbraccio a tutti voi da parte di Gianni da Torino. Ciao, buone vacanze. Ciao Michela, sei la mia vita. You are my life. Madonna, raga. Ho fatto 3 lezioni di inglese nell'86 e ce l'ho ancora tutte lì. Si sente, sì. Ma come Auguri, si a tutti. sente? Auguri a tutti di buona estate e di buona fortuna per il futuro. Bye Sandy. Grazie. Ciao Sandy, Sandy, grazie. ciao. Ma noi torniamo al 29 di agosto. Ciao carissimi Enrico, semplicemente grazie, mi mancherete, ma dal 29 agosto puntuale come sempre. Buone vacanze a tutti voi, un abbraccio. Tiziana da Torino, grazie Tiziana, Ciao grazie. Tiziana, ciao. Le canzoni di Casa Peiretti sono intense e meravigliose, come un abbraccio. Domani al concerto con il cuore sono con voi. Buone vacanze, baci Dani. Grazie Dani. Dani, ciao. Ciao. Buone vacanze a tutti voi. Faccio tanti auguri di buon omastico alla zia Marta, peccato che l'ultima serata. Mi fate per favore una canzone dei College oppure una canzone vecchia di Vasco Rossi? Lo dice Elena, vediamo cosa possiamo fare. Questa sera abbiamo tante cose e un finale molto emozionante di Casa Peiretti. Siamo tornati al canile di Bibbiana e speriamo di colpirvi voi nel cuore. E anche per voi amici è giunto il giorno del meritato l'eterno riposo. Un abbraccio dal fossile germano che porteranno in queste vacanze la spensieratezza di Casa Peiretti. Ricordiamo che se siete sotto l'ombrellone vi state annoiando, e questo succede sempre, andate su YouTube, mettete mi piace a Casa Peiretti e guardatevi tutte le nostre puntate. Buone vacanze a tutti voi, mi raccomando, tornate presto. Bruna da Prarostino, Bruna. Torniamo in 4 settimane, siamo di nuovo qui pronti a cantare per voi. Ciao a tutti Casa Peiretti, compresa la regia di Rete 7. Ci sentiamo a settembre con le vostre bellissime canzoni. Buone vacanze Carla di Luserna, grazie. Ciao, Carla, Carla. grazie. Ritornate presto, Silvia Mottalciata. Buone vacanze. Buone vacanze anche a te. Grazie. Ciao Casa Peiretti, buone vacanze, lo dice Michela da Torino. Ciao, Ciao Michela. Michela. E salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando da Torino. Vai, questo che bello. Sorridere sempre alla vita, lei è una sola come Casa Peiretti, è speciale. Siete scintillanti come le stelle che brillano nel cielo. Grazie Enrico, Alessia e il grande Luciano con la sua voce e la sua chitarra rossa per le canzoni che cantate. Grazie di esistere, siete sempre bravissimi. Dal vostro ascoltatore, buone vacanze, Biantoni. Ciao Biantoni, Ciao, grazie. grazie. Ciao. Grazie caro, grazie mille. Buone vacanze a tutti, Alessia elegantissima, un bacio grande a tutti, Romy e Roby, ciao. Grazie ragazzi, Ciao grazie. amici, ciao. Baci anche a voi. Finalmente anche per voi un po' di riposo, ci mancherete, ma vi auguriamo buone vacanze. Un abbraccio da Mauro e Vilma da Pinerolo. Ciao Mauro, Grazie, ciao Vilma, a me sta grazie. cosa del riposo, vacanze, ci Grazie. si diverte, mi stancherò più di prima perché è riposo. Volevo augurare buone vacanze a tutti voi di Casa Peiretti, alla regia, a tutta Rete 7, lo dice Sofia. Ciao e noi Sofia, ciao. auguriamo Ciao, anche Sofia. buone vacanze a Rete 7. Fabrizio, vai in vacanza tu. Ora tocca a Cristian ringraziare. Grazie Enrico Peiretti per quest'anno magnifico passato insieme, per aver collaborato nella riuscita del programma assieme a tutti i collaboratori di Casa Peiretti alle serate del beat, alla gita d'Aosta. Ci tengo a ringraziare i maestri Enzo Allasino, Piero Luciano, Bianchini, Amedeo Grillo, Valentina Branca, più che... Vabbè, andiamo avanti. Che luce, Alessia. Esatto, e a settembre torneremo ad emozionare con la musica solo come noi sappiamo fare. Un abbraccio. Ciao Cristian, Ciao, grazie grande per i Cristian. complimenti, grazie. Ciao, ciao. Ciao Enrico, amico mio, buone ferie, le tue canzoni sono sempre bellissime e hai una regia fantastica. Un grosso abbraccio al maestro Luciano e alla bellissima Alessia. Ciao Maurizio Villadossola. Grazie Maurizio. Ciao. Fabrizio, hai sentito questo messaggio? T'ha dato del fantastico. Alessia super, come sempre numero 1. La tua luce illumina e dà prestigio alla trasmissione, lo dice Marina. Grazie Ciao, Marina, Marina. grazie di cuore. Marina. Grazie davvero. Buonasera ragazzi, finalmente ferie meritate, buone vacanze a tutti voi. Arrivederci a fine agosto, lo dice Milena. Grazie Milena, grazie. Ciao. Buone vacanze, mi mancherete da Enrica. Ciao Enrica. Ciao Enrica, ciao. A presto. Ciao Enrico, Alessia e Luciano, la famiglia Bizzarra vi augura
vi augura divertenti vacanze, un abbraccio anche a voi. Questo, divertenti, si va in giro tutta la notte. Ciao amici, siete tutti bravissimi, vi auguriamo buone vacanze, ci mancherete tantissimo. Saluti Wanda e Marco di Barge. Grazie mille. Salutiamo anche tutta Barge. Ciao, buone vacanze, vi vogliamo bene. Laura e Angelo da Diano d'Alba. Ciao Diano d'Alba, ciao Laura, ciao Angelo, ciao a tutti, buone vacanze, lo dice Maddalena con tanto di cuoricini. E buone vacanze a tutte quelle Maddalene che vanno in vacanza. Maddalena. Poi si dice le Maddalena, che vanno in vacanza. Buone vacanze ragazzi, lo dice Nonna Vale. Ciao Nonna Vale. Un abbraccio. Anche col plurale, magistrati. Brava Alessia, cuoricino, sei unica con uno smack. Grazie di cuore, grazie. Cara Alessia, quei due ragazzi che hai vicino sono davvero bravi e tu non sei da meno. Ma cosa che risalta di più in questa serata è il sorriso che indossi. Buone ferie, a presto tutti voi, da Nizza, Monferrato. Grazie. Ciao di cuore. Nizza! Grazie mille. Ciao, grazie. Salutiamo anche Monferrato. Sì. Bellissima Alessia, brava e unica. Mariangela! Grazie Mariangela, grazie di cuore. Eccomi pronto per la diretta karaoke con i miei cantanti preferiti. Alessia, io ti prego dimmi che la canzone di Annox l'hai portata, è tutto un attimo, grazie molle, bonche, splendore nei miei occhi. Cataldo di Torino, grazie mille, ciao Cataldo. Ciao. A settembre te la facciamo, promesso, ormai non c'è più tempo questa sera. Buone vacanze a tutti voi, grazie per la compagnia che ci fate, sentirò la vostra mancanza, anche noi, tantissimo. Baci, Prima Rosa, Bologna, ciao, grazie. Ciao, grazie. io so già che da domani mi mancherete, amici a casa. Bravi Alessia, Luciano e Enrico, 4 settimane passano in fretta. Buone vacanze a voi, a tutti i vostri ospiti, tecnici, collaboratori che vi mandano in onda tutte le serie in modo impeccabile, e questo lo sottolineo. Linea permettendo, e questo lo sottolineo. Grazie per averci fatto compagnia, vi aspettiamo con affetto, Lore e Beppe. Torniamo. Sì, Di sicuro torniamo più abbronzati di prima. Bravissimi tutti e tre, buone vacanze. Ornella da Lusernetta, ciao Ornella, grazie. Grazie. Ma quanti siete stasera, raga? Buonasera, sono Michela, mi potete cantare Il tuo mondo? Grazie, buona serata. Lo so Michela che l'hai già richiesta da 2 o 3 volte. Purtroppo abbiamo provato a farlo oggi pomeriggio, non ci riusciamo, non abbiamo una base bella. La base la farà Bianchini ad agosto, così gli faccio fare i compiti. Sempre bravissimi, elegante Alessia insieme a 2 fighi pazzeschi. Siamo noi Bianchini. Sì. Figo uno. Che fighi. Buone ferie da Gianluca e Carla di Castagnole delle Lanze. Ciao Gianluca. Ciao. Grazie, Che fighi ciao. che siamo. Buonasera a tutti. No vabbè, Alessia stupenda, bellissima. Luciano Grazie. sempre insuperabile, insieme semplicemente fantastici. Wow, Patti 74 and Family. Ciao, Sì, Patti. grazie. Ciao Patti. Bellissima accoppiata questa sera, Alex Blanco, Irina 2. Ciao Irina. Grazie. Buonasera trio, Enrico, Luciano, Alessia, siete brillanti questa sera. Un saluto. Ciao amico Amedeo. Ciao, Amedeo, ciao. Grazie. Ma che splendore, la che luce tutta fucsia. Merci. Bella, bella. Grazie per quest'ultima puntata e buone vacanze a tutti. Ciao Raffi. Ciao Raffi, grazie mille. Ragazzi, ma quanti siete stasera? Siete una marea, bravissimissimi di Casa Perete, tutti voi un abbraccio affettuoso e buone vacanze, mi mancherete. Ciao Gabri da Grugliasco. Ciao. Io a settembre sfido Bonolis, Sfido Bonolis, più bravi di sempre. Giulia, grazie. Ciao Giulia, Ciao, un grazie. abbraccio, Giulia. Io voglio sfidare qui, in Casa Peretti Bonolis. Adesso lo dico proprio così. Buone vacanze a tutti, Max e Vasco. Ciao Ciao Max. Max, un abbraccio. Ciao Enrico, sono Ivan, mi puoi cantare? Cantiere, lavoravo nei cantieri. Mi puoi cantare Io Vagabondo dei Nomadi? Vai, la facciamo a fine mese, dai. A settembre te la facciamo di sicuro. Questa sera non c'è più tempo. Abbiamo ancora 2 o 3 brani in scaletta che sono già richieste. Abbiamo il film La Donna in Rosso, ma noi in Casa Piretti abbiamo La Donna in Rosa. La mitica Chelucci, Bianchini dalla risata eterna. Enrico The Boss in trasmissione. Mandate in ferie. Come facciamo senza di voi? Buona serata, buone vacanze meritate. A domani sera. Bettetino. Ricordo che ci sono tutte le puntate su YouTube, potete vedere non dalla prima ma dalla 100ª alla 500ª. Alessia, sei bellissima. Grazie. 3 cuoricini. Grazie di cuore, grazie. Torniamo in onda noi per andare a cantare proprio una loro richiesta. No regia, non ho più tempo, quindi anticipo di 1 minuto la pubblicità, poi torniamo in onda con un brano di Pupo. Ciao, perché noi dobbiamo andare via, quindi ciao, salutiamo tutti. Quindi Pupo, cioè pubblicità e poi Pupo. Ok. Vieni Pupo, vieni Pupo, vieni. È qui. Vieni. Sì. Eccoci qua. E io prima di cantare questo brano voglio ringraziare davvero tutta Rete 7, i registi, i tecnici, Giusto. i piani alti come chiamo io,
Grazie di cuore per questi 2 anni passati insieme a me, per darmi fiducia ogni singola sera, per aprirvi la vostra TV e permettere di cantare le mie canzoni. Questo è il mio mondo. Sembrava facile, ma coraggio dai, ce la farò. Un libro è bella, uscivi tu. Avevo il cuore in gola, ma poi è bastata una parola, solo ciao. Il tuo sorriso, solo ciao. Per cominciare, solo ciao. Per dirti amore, ma come piove, ma va là. Ti bagni tutta, vieni qua. Chi se ne frega, intanto già nasceva il sole. Vola un gabbiano, lo stesso cielo, la stessa mano. Così da sola abiti qua. Il letto tuo, chi te lo fa? Scusa, ma è solo fantasia. Ma adesso non parliamo, mi basta dirti una parola, solo ciao. Il tuo sorriso, solo ciao. Per cominciare, solo ciao. Per dirti amore, ma come piove, ma va là. Ti bagni tutta e vieni qua. Chi se ne frega, intanto già nasceva il sole. Bastava dirti solo ciao, se lo sapevo, solo ciao. Una parola, solo ciao. Per dirti amore. E intanto guarda su di noi, vola un gabbiano. Lo stesso cielo, la stessa mano. Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo. Nai na nai na 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 nai na nai na 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 nai na na na. Com'era, scusami? Vola un gabbiano. È così che fa il gabbiano. Ragazzi, adesso però torniamo un po' seri perché la che Luci vuole fare una dedica con tanto di brano, quindi Sì, voglio dedicare questo brano al mio amico Fabio e al mio amico Sergio e li saluto. Innocenti evasioni, Lucio Battisti. Che sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia, immaginando preparo il cuscino, qualcuno è già nell'aria, qualcuno sorriso ingenuo e profumo. Il giradischi, le luci rosse poi, Grazie Gandhi. champagne ghiacciato e l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino, qualcuno stasera arriva, qualcuno sorrido intanto che fumo. Ma come mai tu qui stasera ti sbagli?
Grazie chiunque tu sia. Grazie. Sediti qui accanto, anima mia, ed abbandona la tua gelosia se vuoi. Combinazione un po' di champagne se vuoi, amore. Come sei bella, amore. Ciao Osvaldo. Sorridi e lasciati andare. Chi può bussare a quest'ora di sera? Sarà uno scherzo o un amico e chi lo sa? No, non alzarti, chiunque si stancherà, amore. Come sei bella, amore. Ciao Fava. Ho ancora un brivido in cuore. Papà, Ciao Marisa, ciao Marco. Grazie. Vai Luciano Bianchini alla chitarra, vamos! Un po' di fuoco per scaldarmi un po' e poca luce per sognarti. No? Alessia Chelucci, Luciano Bianchini, grazie per avermi tenuto compagnia in queste 500 e fischia puntate. Ci vediamo in giro, buone vacanze a voi due. Grazie. Ci vediamo Anche a a te. fine agosto. Ricordiamolo che il 29 di agosto saremo di nuovo in diretta qui per voi. Ancora una diretta insieme. Di sicuro fino a fine anno. E poi chissà, non vi dico niente, ma chissà. Ancora un grazie enorme, ma proprio enorme a Fabrizio in regia. Perché Fabrizio è stato il primo che mi ha sgridato. E ha fatto bene. Ma è proprio lui. Peretto, non si fa così, mettiti più in là, guarda lì, guarda là, guarda in su. Ma se siamo arrivati a questo, Ecco. è anche merito suo. Ti vogliamo bene Fabrizio, grazie di Ciao, cuore. Fabri, E grazie. complimenti a te e a tutti i registi per il lavoro straordinario che ogni sera fate per la mia trasmissione. Grazie a ognuno di voi, ma adesso e vi garantisco che sarà un appuntamento quotidiano tutti i venerdì, quindi settimanale, un appuntamento settimanale tutti i venerdì. Vi porto all'interno di un canile, il canile di Bibbiana, dove ci sono tante persone con un'anima bellissima che passano il loro tempo aiutando i nostri amici a quattro zampe. Voi sapete che io quando mando in onda faccio le puntate dedicate, no? Mandateci le foto dei vostri amici a quattro zampe e ne arrivano sempre tanti. Bene, quegli animali non verranno mai messi in onda se nessuno li porta a casa, se nessuno gli dà una cuccia, una pappa e soprattutto se nessuno gli dà un cuore, un tetto e un cuore. E quindi Casa Peretti vuole sposare questo viaggio e cercheremo di farvi emozionare, farvi capire quanto sia importante. Va bene, magari in casa non avete posto, ci sta. Magari non potete per un discorso lavorativo, ci sta. Ma una donazione, un'offerta, qualcosa da mangiare, secondo me il giorno dopo vivete tutti molto meglio. Certo. Quindi Fabrizio, è il momento di andare a curiosare cosa è successo dentro il canile di Bibbiana. E a tutti quanti ci vediamo dopo l'estate. Grazie. Ciao, buone vacanze. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Katia, questo è il secondo venerdì che ci ospitate qui al canile di Bibbiana. La prima puntata abbiamo visto i piccolini, invece oggi andiamo a conoscere... Andiamo a conoscere Jonah, che è un po' più grande, è un adulto, anche se molto giovane, perché ha 1 anno e mezzo. Bellissima, bellissimo, bellissimo. Bellissimo, è un maschio. È un maschio. Sì, erano 2 fratelli, praticamente gemelli. E Dante, che il fratello ha trovato a casa, abbiamo ancora Jonah. Quindi, amici di Casa Peretti, è rimasto Jonah qui al canile di Bibbiana, il fratello è già in una famiglia che lo sta coccolando in questo momento, lui viene comunque coccolato da voi.
Tantissimo, perché è un cane favoloso. Guarda, un cane così è una meraviglia, lo sponsorizziamo tantissimo perché è educato, carino, è un amore. Se ci mettiamo giù ci riempie di baci, più di così. Io voglio provare, io mi metto giù, baci. È vero, Giona ti riempie di baci. Quindi, cosa devono fare i nostri amici a casa per venire a conoscere Giona? Bravo Enrico, si viene a conoscere il cane, si parla, si vede la famiglia, perché è un po' come i matrimoni, no? C'è un cane per ogni famiglia e una famiglia per ogni cane, non vanno messi a caso. Quindi ci conosciamo, ci parliamo e vediamo se Giona è adatto alla famiglia. Diamo anche questa volta l'indirizzo e i contatti del canile di Bibbiana. Sì, noi siamo qua a Bibbiana, in via Campiglione 12, il nostro numero di telefono è 0121 590 540, E lo state vedendo anche in sovraimpressione. tutti i giorni dell'anno ovviamente. Adesso, a parte Giona, andiamo a fare una carrellata, chiamiamola così, su anche gli altri ospiti. Va bene. Quanti ospiti attualmente avete, Katia? Allora, sono una cinquantina, beh, conta che adesso siamo in estate, quindi aumentano un pochettino di numero, però viaggiamo sui 50-55 animali. Ecco, questa cosa che in estate il numero aumenta è terribile. Purtroppo sì, gli abbandoni causa vacanze così aumentano. Trovo che va meglio rispetto a qualche anno fa, si sta sensibilizzando, però sono ancora tanti. Andiamo a vedere, mentre chiacchieriamo, un po' dei vostri ospiti, andiamo a conoscerli. Invece, quali sono le difficoltà per gestire questa struttura? Ma questa è una struttura che devo dire che viaggia bene, perché i numeri sono ridotti, viviamo in una zona dove il randagismo oramai è debellato in gran parte. Le difficoltà sono quelle economiche che abbiamo tutti, perché questi cani vanno sfamati, vanno puliti e vanno visitati e a volte ci sono dei problemi di salute che insomma comportano delle spese enormi, quindi direi che la difficoltà maggiore è quella. Da quanti anni fai parte del canile di Bibbiana? Io dal 2010, Quindi sono 12 anni che sei qua come volontaria. volontaria, assolutamente. Raccontami l'aneddoto più divertente, perché è vero che vedere queste cose rende tristi, scusatemelo, ma è così, perché sono anime belle che dovrebbero essere in un prato a correre. Però raccontami l'aneddoto più divertente che ricordi. È difficile, sono tanti. Per quanto sia un posto abbastanza triste, comunque cani che soffrono, che vengono lasciati, comunque ce ne sono tanti. Tanti cani che in realtà mi fa ridere che vengono adottati e poi scappano per tornare qui. Perché tutto sommato si trovano bene. Trovano bene, sono affezionati a noi, ci vedono come padroni, come loro punto di forza. Noi li conosciamo in tutto per tutto, il loro carattere, le loro abitudini, quanto mangiano, a che cosa piace mangiare, tutto. Sono i nostri cani, sono nostri. Quindi posso una domanda forse stupidina, ma quando adottate un cane, no? Molto probabilmente siete super felici perché sapete che questo cane va a star bene, ma non vi manca? Sì, questo è ovvio, però cerchiamo di darlo in una buona famiglia. Ma quello che dice Beatrice è vero, c'è stato il caso di un cane mai adottato, arrivava dall'Aquila, puoi immaginarti, quindi ha fatto l'Aquila Bibbiana, mai uscito di qua, è stato dato in adozione, ci ha messo un mese in un'altra valle, ci ha messo un mese ed è tornato qua. Cioè, ha fatto la strada così. Fantastico. E il nome è Dado, è il nostro Dado. Queste sono anime belle e anche voi due fate una cosa che è meravigliosa. Amici, Casa Peretti finisce qui, ripartiamo a settembre e ripartiremo proprio venendovi a trovare, perché questo appuntamento del venerdì a me personalmente piace tantissimo e spero che il primo venerdì di settembre che andiamo in onda magari di non vedere più quei cuccioli e non vedere più, come si chiama quel cane che abbiamo intervistato prima? Giona. Quindi Giona lo vorrei vedere, sì, ma magari sul divano di un bell'appartamento. Ok, amici Casa Peretti, fatemi questo piacere. Magari non voi, ma ditelo in giro, ok? Grazie. Appuntamento ci vediamo fra un mese noi di Casa Peretti, sì, l'ultima puntata. Quindi grazie a tutti e buone vacanze e buon lavoro a voi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao ciao.